Ecco la voragine del tetto della ditta Carniato, storica azienda di Ponzano Veneto, dalla quale sono precipitati due operai della Soladria ieri pomeriggio durante un'operazione di posa di pannelli fotovoltaici. In una frazione di secondo si è aperta nel tetto di fibra di cemento facendoli cadere per 8 metri a terra. Se la dinamica è ancora al vaglio dei tecnici dello Spisal dall'ospedale Cafoncello di Treviso, dove i due, 21 anni e 56, sono ricoverati da ieri, arrivano notizie che fanno ben sperare. Il 21enne ha riportato fratture multiple, ne avrà per mesi, ma è stato trasferito nel reparto di medicina d'urgenza. Il 56enne si trova invece ancora in terapia intensiva in prognosi riservata. I due sono precipitati insieme, potrebbero essere usciti dal camminamento in cemento. Secondo una prima ricostruzione sembra che non fossero agganciati all'imbragatura. Manca, molto probabilmente al di là delle dinamiche che verranno accertate, manca una cultura sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Cioè non si può cadere dall'alto, non è previsto. Non è previsto, se si rispettano le norme, se le regole vengono rispettate da tutti, la caduta dall'alto non esiste. Serve investire nella cultura della sicurezza, imprese e lavoratori. Secondo i dati della CGIL, la provincia di Treviso conta 27 addetti Spisal, mentre sono almeno 13.000 gli infortuni registrati nella Marca nel 2022. Io credo che vada fatto proprio un'azione di come dire, a tenaglia, oserei dire, di informazione, di formazione e anche di repressione. Più consapevolezza da parte di tutti e ovviamente formazione e controlli.